Papa Francesco è ricoverato a Gemelli, la sua permanenza in ospedale per accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite tuttora in corso durerà alcuni giorni. Annullati perciò tutti gli appuntamenti del Santo Padre per i prossimi 3 giorni, compresa l'attesissima visita a Cinecittà, a cui doveva partecipare anche una delegazione veneziana lunedì, composta tra gli altri anche dall'attrice Ottavia Piccolo e da Giovanna Zabotti, co-curatrice del Padiglione Vaticano, alla prossima esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia. Annullata anche l'udienza che sabato Papa Francesco avrebbe dovuto tenere in aula Paolo VI per il Giubileo degli artisti, mentre la Santa Messa di domenica a San Pietro sarà presieduta dal cardinale José Trentino de Mendoza, prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione. Assume perciò ancora una maggiore rilevanza la presenza a Venezia mercoledì 5 marzo del cardinale Tolentino, che interverrà alla Scuola Grande di San Marco, all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, grazie a un progetto speciale dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia, sarà portato in scena attraverso l'arte e con la partecipazione straordinaria del coro della Cappella Marciana uno splendido commento al Vangelo secondo Matteo. È un progetto speciale dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia ed è il primo stupefacente, bellissimo risultato di restituire non solo alla discussione pubblica, ma anche al pubblico in quanto tale, proprio perché è un fatto d'arte, un capolavoro che sta nel giacimento inesauribile della grande civiltà europea, qual è il commento al Vangelo di Giovanni di Mastro Eckhart.